Qual è allora la situazione attuale proprio dell'immigrazione per quanto riguarda la nostra regione? Quanti immigrati sono in arrivo? Quanti ne sono già arrivati? Cosa si prospetta per il futuro? Allora, oggi attualmente i dati di questa settimana noi abbiamo nelle strutture censiti, quindi vuol dire nei sistemi delle strutture sia le grandi, diciamo così, concentrazioni tipo Cona, Bagnoli, insostenibili e quindi condannabili, sia nelle micro, insomma, situazioni, 13.500 immigrati in queste strutture. Però il dato che noi abbiamo è che ne sono transitati in Veneto 28.000, quindi vuol dire che molti di questi sono spariti, non sappiamo che fine hanno fatto, non sappiamo se gravitano ancora nei nostri territori con tutte le conseguenze che ci possono essere. 13.000 quelli già presenti, ma si prospetta ovviamente l'arrivo di nuovi immigrati. Sì, l'arrivo è pressoché quotidiano, le prefetture sono allertate, infatti le prefetture stanno comunque chiedendo spazio e stanno buttando fuori bandi. È di questi giorni la richiesta e la preoccupazione ad Abano Terme, perché appunto sembrerebbe che la prefettura di Padova voglia mandare un quantitativo importante in una zona turistica importante. C'è la massima solidarietà e vicinanza agli enti locali e ai sindaci che stanno respingendo appunto le richieste per poter ospitare e soprattutto, ma anche perché vengono scavalcati, ricordiamoli, dalle prefetture che sono manovrate direttamente dallo Stato centrale, quindi dal Ministero dell'Interno, e ricordiamoli, i prefetti alla fine non sono stati comunque nominati, sono stati nominati, non sono stati certo eletti dai cittadini.